Ben ritrovati dalla redazione. Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno messo in forte difficoltà l'intero territorio di San Dolligo della Valle e quello di Muggia. Strade come fiumi, interrotte e torrenti, a iniziare da Rosandra e dal Menariol, esondati in più punti. La fascia temporalesca ha interessato per ore la zona di Trieste al confine con la Slovenia, con accumuli di pioggia a ridosso del confine anche superiori i 100 mm, localmente fino a 200 mm. Sul resto della regione non ha piovuto. Una ventina gli interventi eseguiti dai soccorritori già nella mattinata di ieri alle 11.30 alle 14.30. Nessun lieto fine, nemmeno più la speranza di un imprenditore interessato a salvare la Tirso. Dal 1° ottobre, il giorno dopo l'esaurimento degli ammortizzatori sociali, i 157 lavoratori dell'azienda tessile di Muggia saranno licenziati. Il confronto all'Urban Center di Trieste davanti a Confindustria Alto Adriatico e i sindacati si è concluso senza un accordo. Il proprietario Andrea Parodi, che nell'autunno scorso formalizzò la decisione di chiudere il sito triestino con contestuale richiesta di accesso alla cassa integrazione straordinaria, non si è presentato. A ufficializzare l'ultimo atto il responsabile delle risorse umane Federico Capiotti. Telefonate che sembrano provenire dalla questura da istituti di credito, ma in realtà dall'altro capo ci sono dei truffatori che, sfruttando la paura e le debolezze di chi risponde, riescono a farsi accreditare sul conto importanti somme di denaro, somme che poi vengono immediatamente ritirate dal conto e investite in criptovalute, il che ne rende ancora più difficile il tracciamento da parte delle forze dell'ordine. Sono in aumento anche a Trieste le truffe con numeri clonati e l'uso di tecniche di ingegneria sociale per instillare paura e confusione nelle vittime. Si tratta del cosiddetto spoofing, in merito al quale solo a Trieste la polizia postale riceve diverse decine di segnalazioni al mese. Condizioni subumane sia per i detenuti che per gli operatori della polizia penitenziaria al carcere del Coroneo a Trieste. A denunciarlo dopo un sopralluogo sono stati la Camera Penale di Trieste e l'associazione Nessuno Tocchi Caino, che hanno messo in luce criticità ormai strutturali e diffuse in gran parte degli istituti italiani. A Trieste si parla di un sovraffollamento pari al 170%, oltre 230 detenuti per una capienza di 150 persone, attualmente ridotta a 135 per lavori in corso. Secondo i dati raccolti, 2 detenuti su 3 provengono da paesi stranieri anche a causa della rotta balcanica. A questo si aggiunge il fatto che circa la metà delle persone recluse non sta scontando una condanna definitiva, ma si trova in attesa di giudizio, il che renderebbe estremamente difficile il programma di rieducazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha raggiunto un'intesa con Autostrade Alto Adriatico per favorire la circolazione dei mezzi pesanti lungo il tratto autostradale Lisert-Villesse durante la chiusura della superstrada slovena H4, così da limitare al massimo i disagi per il sistema della logistica per i territori regionali interessati. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, che sentiamo ai microfoni. Uno dei tanti provvedimenti che stiamo mettendo in campo per cercare di arginare gli effetti negativi della chiusura in Slovenia dell'H4. Abbiamo registrato ovviamente in questo periodo di controesodo un particolare carico sulle nostre infrastrutture viarie e quindi, oltre a fare dei provvedimenti per cercare di dare il massimo dell'appoggio della Regione a favore
favore ovviamente delle aziende dell'Isontino e della SDAG che si trovano scariche di traffico e quindi scariche di lavoro da questo punto di vista, stiamo agendo anche sul casello dell'Isert, che è l'altra strozzatura dopo Fernetti in cui tutto il traffico si ferma. Intanto Società Autostrade ha messo in campo un casello dedicato per il Telepass che consente ovviamente l'ingresso più veloce con una riduzione di quasi 15 minuti di attesa, ma l'altro elemento fondamentale è quello di dare la possibilità ai soli mezzi pesanti che entrano all'Isert ed escono a Villesse per raggiungere ovviamente le varie società di trasporto dell'Isontino, ma soprattutto anche per sdoganare alla SDAG e quindi a Gorizia un sgravio totale, diciamo, di quello che è il ticket. Grazie a questa convenzione con Società Autostrade la Regione mette 200.000 euro a disposizione. Società Autostrade attraverso le aziende di trasporto andrà a restituire il ticket pagato in modo tale che queste possano essere incentivate a fare questo tratto in più, però a favore di uno sdoganamento in totale, diciamo, disponibilità di spazio, perché la Regione copre anche il costo del piazzale, quindi della sosta all'interno degli spazi di SDAG. Un drone per la sicurezza del Golfo di Trieste lo ha presentato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, intervenendo alla conferenza stampa in cui sono stati resi noti gli estremi del rinnovato contratto di collaborazione tra SIOT SPA e Ocean SRL per i servizi di prevenzione, monitoraggio e contrasto all'inquinamento marino. L'accordo sottoscritto oggi e che avrà durata fino al 2029 mira a garantire la salvaguardia del mare al terminal marino SIOT nel porto di Trieste. Ma sentiamo l'assessore Scoccimarro. Una chicca questo drone prodotto all'avanguardia in collaborazione appunto fra l'Ocean e la TAL per la sicurezza ambientale del nostro golfo, ma non solo, anche per la sicurezza a 360 gradi. Siamo convinti che questo possa portare un beneficio per l'ambiente di tutto il golfo, che non è soltanto portualità, però per restare nella portualità in questo momento stiamo portando avanti un progetto di elettrificazione di tutte le banchine per evitare appunto l'inquinamento delle navi. Non solo, le aziende che insistono nel golfo, come la vecchia Ferriera, è stata riconvertita a tempo record, come pure la decarbonizzazione della centrale di Monfalcone oggi a gas. Fiore all'occhiello della nostra economia regionale, spesso citata come esempio dal ministro Urso, che lo ribadirà in settembre e poi in Barcolana quando verrà appunto a Trieste. Ed ora la linea passa alla redazione di Trieste News. Una scoperta rivoluzionaria arriva da Trieste e potrebbe cambiare la nostra comprensione del cuore della Terra. Il silicio, noto a tutti per il suo impiego nell'elettronica, sarebbe in grado, allo stato naturale, di rallentare le onde sismiche nel nucleo interno del pianeta. A dirlo è una ricerca pubblicata su Nature Communication e firmata dai ricercatori Zili e Sandro Scandolo del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, ICTP di Trieste. Per la prima volta lo studio ha considerato il ruolo degli elementi leggeri, come il silicio, in un ambiente estremo dove, a oltre 5.000 km di profondità, con temperature superiori ai 6.000 gradi e una pressione oltre 3 milioni di volte quella atmosferica, la materia si comporta in modo del tutto inedito. Grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e all'accesso privilegiato al supercomputer Leonardo, uno dei più veloci al mondo, i ricercatori hanno simulato le condizioni del nucleo terrestre. Il risultato? Il silicio stabilizza la lega ferrosa in una struttura cubica, rallentando così la propagazione delle onde sismiche. Un dato che potrebbe spiegare il comportamento anomalo di quelle onde registrate nel nucleo interno della Terra e che finora erano rimaste senza risposta. Una nuova frontiera per la geofisica nata proprio nel cuore scientifico di Trieste. Ed ora per la mostra del cinema di Venezia, linea ad Alan Viezzoli. Buongiorno da Alan Viezzoli, buona mattina a tutti gli ascoltatori di Radioattività e di RDE. Io sono qui al Festival del Cinema, la mostra d'arte cinematografica di Venezia, l'82esima edizione, e anche questa mattina, come ogni mattina, così sono qui per una 5-6 minuti per raccontarvi un po' quello che sta succedendo qui a Venezia in realtà.
sul Lido in maggior dettaglio, per raccontarvi un po' insomma quella che è la vita quotidiana di chi il festival lo vive tutti i giorni, insomma. Innanzitutto io vi dovevo da ieri un'informazione, ovvero, ma immagino che ormai la cosa sia strasaputa da tutte le parti, sono quelle classiche notizie che non servono a niente, che c'entrano relativamente, ma che fanno tanto piacere ai cacciatori di gossip e ai giornalisti che così possono evitare di parlare in concreto del film. E la cosa è che sì, George Clooney ha fatto il red carpet assieme alla moglie, hanno sfilato tutti e due, quindi insomma adesso poi leggendo le notizie, leggendo i giornali, si legge che c'era dell'apprensione addirittura per l'attore, come se dovesse lasciarci da un momento all'altro. No, evidentemente stava semplicemente male e si è, immagino, un po' riposato, abbondantemente imbottito di farmaci e ha fatto il tappeto rosso, come del resto più o meno aveva previsto già la mattina. Ricordo che la mattina non era in conferenza stampa, tutti quanti hanno detto che non stava bene. E semplicemente insomma sì, è andata così. Cosa dire, il tempo qui è molto ballerino, quest'anno fa più fresco del solito, ma semplicemente perché fa molto più brutto tempo del solito. L'altro giorno nel pomeriggio è venuto veramente giù un acquazzone, tra l'altro proprio all'ora in cui dovevamo entrare in sala, per cui alcuni di noi fortunati, mi ci metto anch'io perché sono stato, ammetto, un po' previdente, siamo riusciti a nasconderci sotto una tettoia e quindi ad aspettare all'asciutto, però molti altri non sono stati altrettanto fortunati, si sono fatti mezz'ora di coda sotto l'acqua battente e sono arrivati a casa tutti fradici, sono arrivati in sala prima di tutto e poi a casa tutti fradici. Ieri tutto sommato il tempo ha tenuto, sembrava molto molto peggio, invece alla fine non c'è stato un grande così. Non c'è stata la replica del piovone del giorno prima, vediamo in questi prossimi giorni, però insomma sì, diciamo che il tempo non è dei migliori, che in realtà tutto sommato forse va anche bene così. Gli anni in cui morivamo di caldo ce li ricordiamo tutti, temo che ne verranno ancora tanti in futuro, e devo dire che qualche volta, allora adesso al di là di quello che è successo l'altro giorno appunto con questo acquazzone che è stato abbastanza devastante, aprire ogni tanto l'ombrello pur di non avere il caldo che abbiamo avuto certi anni in cui veramente facevi 2 passi e morivi, direi che va anche bene, tanto più che, come racconto sempre, le sale sono veramente gelide, l'aria condizionata è tanta, devo dire che non mi sento di criticarli più che tanto, nel senso che mi rendo conto del fatto che per raffreddare così tanto delle sale così grandi serve effettivamente mettere dell'aria condizionata a così forte livello, anche perché l'anno in cui non è stata messa con l'idea del ma fa abbastanza freddo fuori, per cui alla fine non serve l'aria condizionata, si moriva di caldo, perché il problema. Vabbè, insomma, adesso non devo farvi un'apologia dell'aria condizionata, ma insomma diciamo che spesso la gente qui si lamenta, non dico a torto, ma non considerando una parte di ragione, mettiamola così. Cosa dire del festival? Sta procedendo bene, stiamo vedendo un sacco di film, come sempre, insomma, voi lo sapete, queste mattine io non voglio parlarvi più che tanto di film, magari farò degli accenni ai film italiani, come era successo con La Grazia il primo giorno, o magari con i film
con nomi estremamente famosi, come poteva essere appunto quello interpretato da George Clooney, diretto da Noah Baumbach, per cui insomma sono nomi che magari anche voi avete un po' nelle orecchie, lasciando però poi tutta la disamina nelle puntate del pomeriggio. Vi ricordo che lunedì andrà in onda la prossima. Io ho quasi finito il mio tempo, magari nei prossimi giorni continuo a raccontarvi quelle che sono un po', anzi sicuramente nei prossimi giorni continuerò a raccontarvi, ma magari andrò più nel dettaglio su quella che è la vita quotidiana del frequentatore di festival. Sappiate che noi cominciamo a vedere film alle 8:30 di mattina, ogni giorno si comincia a 8:30 e si va avanti, a volte anche l'ultimo spettacolo che comincia a mezzanotte, ma magari ne parliamo domani più con la calma. Detto ciò, io per ora vi saluto e vi do l'appuntamento a domani alla stessa ora per queste pillole di una poltrona per uno qui da Venezia 82. Ciao da Lamviezzoli. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche per questo sabato. Cielo da variabile a nuvoloso con piogge e temporali sparsi, piogge localmente potranno essere abbondanti. Il miglioramento dalla serata e nella notte verso domenica, bel tempo. Temperature massime al di sotto della norma del periodo. In pianura minime fra 14 e 17, sulla costa fra 17 e 20 gradi, le massime ovunque fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il nostro appuntamento, grazie per averci seguito, a più tardi.